56 totali. Nei primi 2 anni in tutti gli indirizzi si studiano italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività alternative. Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria sono discipline specifiche comuni ai 2 indirizzi del settore economico. Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all'acquisizione delle capacità operative collegate a questo settore. Economia aziendale, diritto ed economia politica. Aumentano le ore dell'area di indirizzo, 561 su 1056. L'amministrazione finanziaria è qualcosa che alla fine viene utilizzato in tutti i campi, quindi so che non ci sono tante persone che sono interessate a questo genere di cose, però qualcuno lo deve sempre fare. L'economia sicuramente mi sarà utile nel mondo del lavoro, in quanto gestendo un'azienda in proprio dovrò sicuramente tenere sott'occhio i conti, ad esempio, e l'informatica, perché senza dubbio lavorerò sul computer per svariate ore al giorno. Alberto potrebbe essere un buon manager, è una persona che comunque sa comunicare con le persone ed è importante secondo me saper comunicare anche con i propri dipendenti. Mi sta aiutando maggiormente a inserirmi nel mondo del lavoro la professoressa di economia, sia per la materia che insegna e quindi le dritte, diciamo, che mi può dare rispetto al mondo del lavoro, ma anche proprio come persona. Nella scuola si realizzano diversi momenti di alternanza e loro devono svolgere un'attività lavorativa presso aziende. Il mio primo giorno è stato sicuramente molto positivo. Dopo pochi minuti ho capito subito quali erano i compiti da svolgere e ho iniziato subito a lavorare. Più stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro e un'offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del territorio e del mondo produttivo. La scuola si apre alla collaborazione con le realtà esterne e si arricchisce dell'ausilio di esperti. Grazie all'autonomia, gli istituti tecnici hanno l'opportunità di modificare fino al 20% l'orario annuale delle lezioni per realizzare attività e insegnamenti facoltativi. Dal terzo anno possono essere introdotti spazi di flessibilità nelle aree di indirizzo, fino al 30% nel secondo biennio e al 35% nel quinto anno, per articolare eventuali opzioni che consentano di rispondere efficacemente a documentate richieste del territorio e del mondo del lavoro. Le opzioni saranno inserite in un elenco nazionale periodicamente aggiornato in base al monitoraggio e alla valutazione dei risultati. Gli studenti scelgono le opzioni a conclusione del primo biennio. Nel diploma finale, rilasciato con l'esame di Stato, sono certificate le competenze del profilo generale e quelle acquisite con le opzioni. Secondo me fondamentali sono gli stage, perché comunque si può sempre studiare sul teorico, ma finché non si tocca con mano quella che è questa materia, quello che è questo mondo, non ci si rende conto. Il mio giudizio sullo stage è sicuramente positivo, mi ha arricchito dal punto di vista sia scolastico che personale. In azienda ho visto e toccato con mano quello che a scuola si fa solo in teoria. L'esperienza mi ha aiutato a capire qual è il mio comportamento all'interno del mondo del lavoro. Quella di partecipare in maniera attiva alla cooperativa di transizione scuola-lavoro permette a studenti, mentre sono ancora a scuola, di potersi realmente confrontare con il mondo economico assumendosi rischi e responsabilità imprenditoriali. Questo stage è stata la mia prima esperienza lavorativa. Ho deciso di affrontare questa esperienza come prova per immettermi nel mondo del lavoro in maniera più preparata. È una realtà che dovrebbe essere sviluppata da altre scuole. Dopo questa esperienza in azienda ho pensato di finire la scuola, dopo prendere un anno di pausa dove decido se continuare all'università oppure iniziare a lavorare. Uno degli obiettivi dell'alternanza era anche quello di sostenere la motivazione allo studio e questo penso che sia un obiettivo pienamente riuscito, nel senso che è maturato all'interno del periodo dell'alternanza. Fabrizio è maturato tantissimo, ha rispettato gli orari, cosa che qui a scuola non faceva mai.
Ma perché le famiglie dovrebbero scegliere per i propri figli i percorsi degli istituti tecnici? Molti i vantaggi. Maggiori probabilità di trovare lavoro in tempi più brevi. Tassi di occupazione più alti. Remunerazioni più elevate. Per chi sceglie di proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori, ITS, o nei corsi universitari coerenti con i diplomi tecnici, si aprono ulteriori prospettive occupazionali. Secondo i dati Excelsior di Union Camere, nella top 10 delle figure più difficili da reperire ci sono gli addetti alla gestione, amministrazione e controllo, al marketing e alla comunicazione, alla consulenza fiscale e ai servizi commerciali. Per ogni addetto trovato e assunto ne servirebbero 3. Non è un lavoro che è destinato a finire per l'avvento della tecnologia o per la crisi. Il mio sogno è quello di non essere costretto a lavorare per i soldi, ma per qualcosa che mi piace. Un saluto a tutti.